è logico che anch'io sia notevolmente preoccupato ma anche notevolmente arrabbiato. Preoccupazione e rabbia condivise da tutti gli agricoltori veneti a fronte di una produzione regionale che, in forte controtendenza nella crisi, ha segnato un più 5% nel 2011. Gli imprenditori del settore devono fronteggiare proprio in questi mesi provvedimenti duri da mandar giù, le accise del gasolio a livelli insopportabili che stanno uccidendo in particolare i florovivaisti e l'IMU destinata a colpire le aziende agricole come fossero prime o seconde abitazioni. Sono due temi che abbiamo affrontato anche in Commissione Politiche Agricole a Roma, quello dell'IMU che sta massacrando le imprese agricole perché interviene con punte anche di 5.000 euro ad azienda. E poi la guerra del gasolio, dice Manzato, dovrà arrivare a 21 euro al metro cubo, che è il costo del livello europeo, anche se il Veneto sarebbe già all'avanguardia su prodotti innovativi. Veneto Agricoltura sperimenta l'olio di colza con additivi che serve per poter essere utilizzato a livello di trazione nel mondo agricolo. Non riusciamo assolutamente a tentare di pensare minimamente di metterlo nel mercato per le aziende perché a livello nazionale nessuno sa come poter applicare un'accisa per l'olio di colza. Molti intanto i dati positivi 2011, in salita i prezzi soprattutto di latte, uva, radicchio e più 10% gli addetti, in particolare giovani per i quali la Regione sta varando investimenti per 45 milioni. Bando che si è aperto pochi giorni fa e quindi mi aspetto che altri 600 giovani entrino in questo comparto che darà sicuramente soddisfazioni.